Le primarie fatte dal centro-sinistra per scegliere il candidato alla presidenza della regione, che si sono svolte lo scorso 24 luglio in Sicilia, non sono stato altro che un semplice scherzo, insomma un passatempo che ha visto migliaia di cittadini recarsi al voto inutilmente. I tre candidati in corsa erano, lo ricordiamo, Caterina Chinnici, europarlamentare del PD, Claudio Fava per la lista Centopassi e Barbara Florida del Movimento 5 Stelle. Vincitrice della coalizione è stato il magistrato Chinnici con un notevole scarto di voti, ma il Movimento 5 Stelle non ci sta. Da diversi giorni la linea nazionale di rottura con il PD sposata da Conte cozzava con quella siciliana, che davano una possibile forma di alleanza e correre insieme per la Chinnici presidente. Ma lo strappo non è stato ricucito, il Movimento 5 Stelle ci ha ripensato e ha staccato la spina. Correrà da solo, senza alcun accordo né con il PD né con Fava, con il suo candidato Nuccio Di Paola, referente in Sicilia per il partito di 5 Stelle di Conte, oggi candidato alla presidenza della regione. Sembrerebbe che le vere ragioni di correre da soli sia dovuto al fatto che il consenso in percentuale sarebbe più alto fino ad arrivare addirittura ad un 5% in più. Ovviamente le reazioni pro e contro sono tante. Per Claudio Fava afferma, come dispiace doverlo dire, ma Conte è un bugiardo, come nella favola del lupo e dell'agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere, prima il programma, poi gli assessori, poi il listino. Conte aveva deciso già di uscire dalla coalizione, continua Fava, nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l'onestà politica e umana di dirlo, ma almeno adesso faccia meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti. Per Nuccio Di Paola, candidato a 5 Stelle alla presidenza della regione, afferma come abbiamo fatto il possibile, ce l'abbiamo messa veramente tutta per salvare l'alleanza, pur in un quadro nazionale mutato e quasi impossibile, ma il PD arrogante è rimasto arroccato sulle sue posizioni. Il Partito Democratico Siciliano si è mostrato tale e quale a quello nazionale, col quale era venuta completamente meno la fiducia. Con queste premesse continuare a portare avanti un'alleanza che giorno dopo giorno reggeva solo sulla carta, per Di Paola era praticamente diventato impossibile. Se si creano le condizioni per una rottura, poi si devono accettare le inevitabili conseguenze. Giuseppe Conte ha solo tirato le somme. Intanto nel Partito Democratico si fa appello alla Chinnici a restare. La direzione regionale del PD ribadisce il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia di siciliani. La direzione regionale del PD ribadisce il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia di siciliani.